lo sai, quel sogno cos'è? Attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai. Se resterà in te, so che mai non ti perderai. Se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai. Cambio canzone e poi, tra me e la vita quanto tempo c'è. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Voglio un giorno senza fili che mi muovono le mani. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? Questa sera a Telecolorissimi c'è Mimmo Ignemi. Buonasera, grande Mimmo, come stai? Intanto diamoci un bacio, vieni qua. Mi ero alzato per l'occasione. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito, perché so che questo è un momento complicato per te, perché sei a teatro, a lavorare, tra l'altro con un'opera molto bella che ti sta regalando, mi dicevi, grandi soddisfazioni. Sì, il Teatrino delle Meraviglie al Teatro Stabile, al Musco in questo momento. E niente, finiamo il giorno 11 marzo e poi cominciamo le prove della Vilanza di Pirandello e Martoglio, sempre al Musco con lo Stabile, fino al 6 maggio. Senti, una vita la tua dedicata al teatro, dedicata al cinema, dedicata alla televisione. Io spesso lo chiedo ai miei ospiti. Anche agli spaghetti. Anche agli spaghetti, si vede, come me siamo campioni italiani. Dico, spesso lo chiedo ai miei ospiti, te ne sei mai pentita? Mi hai detto qualche volta, ma come uffici fai? Potevo fare l'impiegato di banca. Mai, semmai magari strada facendo uno si amareggia per le cose come cambiano o per magari per la poca religiosità del mestiere. È vero. Come viene affrontato da parte magari di qualcuno oggi, da parte dei giovani che non hanno conosciuto, giustamente non hanno conosciuto quei momenti in cui si entrava in punta di piedi in teatro e si dava del lei. Non che questo e si imparava per anni. E si imparava per anni, si faceva la gavetta. Oggi è tutto più rapido, più cotto e mangiato, più veloce. E devo dire, fortunatamente, ci sono tanti ragazzi, tanti giovani bravi. E quindi vanno coltivati e vanno portati avanti. Con le possibilità che ci sono oggi. Che oggi purtroppo, soprattutto per il teatro, sono poche. Sono poche perché sono diminuite le produzioni. Perché i tagli sono sempre maggiori, ma non riguarda, penso, solo il teatro, riguarda un po' tutte le attività, tutte le professioni. Anche le attività artistiche sono state particolarmente colpite. Noi da un certo punto di vista rappresentiamo l'effimero. Bravo, esatto, l'aria fritta. L'aria fritta, fritta bene, ma fritta. Fritta bene, però pazienza. Dice anche se l'olio è buono, ma non cambia niente. E quindi i tagli colpiscono pure noi. Senti, questo però è un momento nel quale, ci ripetiamo tante volte, nel quale la qualità emerge, cioè chi ha qualità rimane, quindi diciamo che si può applicare una scrematura importante. La scrematura avviene già naturalmente, ritengo. Poi purtroppo incidono altri fattori che conosciamo perfettamente a popolare, ahimè, la televisione, il cinema, il teatro ancora un po' si salva, perché a teatro si può bluffare poco. È vero. Al teatro c'è la gente davanti. Quello che fai è quello. Li puoi fregare una volta, ma due non li freghi più. Certo. In televisione, in cinema, non ha importanza. C'è il viva, che ti salva. Viva l'Italia. È inutile dire altro perché tanto si sa. A proposito di televisione, cinema e quindi anche fiction TV, tu per che cosa c'hai la tua preferenza? Teatro. Sempre assolutamente il teatro. Rimane la base per tutto, poi il cinema e la televisione. Il cinema tu hai fatto cose bellissime, cose importantissime. Sì, parlavamo prima proprio di Nuovo Cinema Paradiso. Da Nuovo Cinema Paradiso, ancora ero piccolino, io mi riguardo ogni tanto, perché era bello rimanere a quegli anni là, no? Come tutti questi ragazzi che sono qua.
vi invidio un poco, Ma per una questione non ci crediamo perché tu oggi sei un grande, hai costruito tutto. No, sì, vabbè, Nuovo Cinema Paradiso, Magnificat con Pupi Avati, e poi La Scorta, chi so, L'uomo che cavalcava nel buio. Ti arriva una proposta, ti chiamano, non so, quelli di distretto di polizia piuttosto che quelli di un'altra grande fiction e ti dicono per 2 anni non fai teatro, fai la fiction, accetti? Se distretto di polizia ormai sta finendo, no? Se arriva una cosa nuova, sì. Una cosa nuova, sì. Una cosa nuova, ti scommetteresti? È il lavoro, se è una cosa interessante, perché no? Io ho passato anche 3 anni senza fare teatro, ma ne valeva la pena perché c'era un impegno al cinema, certo, e in televisione, allora va benissimo. Certo. Il mio lavoro è questo. Certo. Quindi se c'è da lavorare, ben venga. Se è una cosa seria, seria nel senso professionale, prestigiosa, fatta bene. Esatto, fatta bene. Se no, il lavoro è sacro. È vero. Prima viene il lavoro, dopodiché c'è tutto il resto. La nostra Movida Small Orchestra ha preparato qualcosa anche per il nostro Mimmo Mignemi. Ascolta con attenzione le parole che ti canterà Irene La Rocca con la Movida Small Orchestra. Brava Mignemi, Mignemi, mi piaci tanto, sembra incredibile ma sono cotta di te. Mignemi, Mignemi, mi piaci tanto, se giro il mondo un attore più bravo non c'è, quel baffo, buca, in TV in teatro, tu mi togli il fiato, mi piaci, ti voglio, ti voglio, è tanto bello star con te, che grande fortuna conoscere Mimmo Mignemi, quel babbo, buca, in TV in teatro, resto senza fiato, mi piaci, ti voglio, ti voglio, è bello star con te, che grande fortuna conoscere Mimmo Mignemi, che grande fortuna conoscere Mimmo Mignemi, che grande fortuna conoscere Mimmo Mignemi. Grazie. È bravo, è vero. Hanno detto poi alla fine, Mimmo, tantissime verità loro, perché hanno detto che il tuo baffo, il tuo viso buca in teatro, buca al cinema. Tu sei uno che funziona sempre. Mi chiamano Trapano, a forza di bucare. Tu sei uno che funziona in ogni modo. Sì, è comodo, è comodo. No, grazie. Mi sentivo più alto, un attimo che ero alto quanto te, una soddisfazione. Com'è la situazione teatrale a Catania, in Sicilia? E da che parte dobbiamo cominciare? Già la risposta ce l'hai fatta capire. La situazione teatrale sta migliorando. Rispecchia la società. Ci auguriamo tutti che vada sempre a migliorare e che si possa offrire alla gente che viene delle cose piacevoli sotto vari punti di vista, da un punto di vista culturale, da un punto di vista prettamente divertente. E spero che chi opera nel teatro, ognuno per le proprie competenze, faccia il proprio lavoro, il proprio dovere al massimo. Poi è la cosa più importante alla fine, Certo. basta fare questo e le cose funzionano. Arriva una sorpresa per te, il Mago Peppe! Ecco, buonasera Mago! Ma che onore, maestro! No, maestro della scuola! Io sono un bidello, non ti preoccupare. Mago Peppe! Ma sempre grandi nomi, hai visto? Mago Peppe, vedi che sono più alto di te, stai attenzione. Allora, Dico, non è che è difficile essere più alti del Mago Peppe. anche questo è vero. Anche se lui si fa lo shampoo col Viagra, così guadagna qualche centimetro nei capelli. Bravo, sai quei momenti. Ogni tanto lo metto in tutto il corpo, poi lo shampoo. Allora, fammi fare sta mala combassa. va. va. No, allora io volevo fare un gioco di magia con 2 assi, faccio Sì? così Sì? e magicamente gli assi vanno qua, ho fatto una È normale, Me l'ero se ne era preparato, preparati prima. Vabbè. Allora,
Adesso noi dobbiamo giocare con questi due assi. Sì. Pinzi le due carte. Pinzi. Allora, no, le pinzi meglio così. Le pinzo meglio così, perfetto, come- così. E le teniamo a le vuoi favore- pinzate così? Perfetto, a Bene. favore di camera, così. Così. Allora, noi giocheremo con un asso rosso e giri quella carta e un asso nero. Solamente adesso avrà avuto la possibilità di girare la carta, da ora non deve più girarle, No, perché la dobbiamo devo girare. Non le sconfare una guardiamo. piccola scommessa. Sì. Aspetta, riguardiamole però, sono Allora, un asso rosso, uno rosso e un nero. asso nero. Va bene. Ok. Andiamo? Ora ci siamo. Chiudiamo. Ora fiori. Pinzi quelli. Pinzo. Allora, cosa succede? Li metto sempre così. Allora, perfetto, io ho il rosso. Ora, se io faccio così, Sì? gliel'ho cambiata? Può essere. Non lo so. No, non puoi avergliela cambiata. Comunque io penso di no. Lei pensa di no, quindi io ho il rosso Sì. e lei c'ha ancora il nero. Giusto. Perfetto, allora glielo faccio un po' più difficile. Sì. Se io faccio così, gliel'ho cambiata in questo momento, maestro? No. In questo momento no. Allora facciamo così. Se io faccio così, però gliel'ho cambiata. Certo. Quindi io ho il nero e lei c'è il rosso. Certo. Ora gliela devo fare ancora più difficile. Sì. Allora, nero io, rosso lei. Sì. Facciamo a fare l'ultima pinzata. 1, 2, 3, così e così. Allora, Sì. ci giochiamo un caffè. Sì. O 100.000 euro, decida lei. A piacere, caffè, io preferisco caffè. 100.000 euro. comunque. Se lei mi dice dove è rosso, le do 100.000 euro. Sì. Se lei sbaglia, mi dà lei un caffè. Dai, non è facile perché comunque è mischiato sopra sotto. Fai, Ma c'ha poi- il 50% delle A me possibilità. queste cose mi piacciono di morire. Ah, 50%, mi dica rosso sopra o nero? Sopra. Facciamo rosso sopra. Rosso sopra? Allora, È nero sotto. Ma non mi cangiare però. io la stimo talmente tanto che... Che non ti pigli i soldi. Nemmeno. E soprattutto gente come noi dovrebbe essere sempre Sì? attorniata da donne. Ed effettivamente giri le carte Sono un attimo. due donne. Sono due donne, una per lei e una per me. Miracolo! Erano due anni. Mago Beppe! Qua, pizza là, Come fa? Sono contento di aver fatto un gioco veramente. Grazie al Mago Beppe! Evviva il Ciao, Mago Beppe! Nicolaletti! E allora, Mimmo, grazie per essere stato con noi. Lo ricordiamo ancora una volta, fino all'8. Fino all'11. E poi cosa succederà? E poi niente, proveremo e prepareremo l'altro spettacolo che è in cartellone al Teatro Stabile, al Musco, la Vilanza, Che bello. con Angelo Tosto. Con il grande Angelo Tosto che salutiamo e che inviteremo. E insomma, quando vuoi ci torni a trovare a bordo dell'astronave. Volentieri. Questa sera con noi il grande Mimmo Mignemi. Grazie Mimmo. Grazie davvero. Grazie.